Eccoci qua. Buonasera a tutti, siamo noi i Rami dell'Ulivo e sono le 6:30, come sempre siamo qua e siamo pronti a condividere la parola di Dio con voi. Trasmettiamo dalla stazione radiofonica via Castelfranco Veneto 85/2 a Pordenone, Chiesa Assemblea di Dio. Cogliamo subito l'occasione, prima di presentarvi l'ospite speciale, vi invitiamo alla funzione domenicale che si svolge dalle 9 alle 11, sempre qua da noi. Bene, allora, cosa dire? Presentiamo l'ospite. L'ospite è una carissima persona a noi e della nostra chiesa e si chiama Paola. Eccola qua. Benvenuta Paola. Buonasera. Benvenuta. Grazie, devo ringraziarvi e sono contenta di essere qui stasera con voi. Amen. Amen. Cosa dire? Beh, oggi si tratterà appunto il tema è sullo schermo, lo vedete, ma ve lo diciamo, è l'amore di Dio e l'amore fraterno, tratto da Primo Giovanni, capitolo 4, dai versetti 7 e 8. Sorella Tiziana, Eccomi. eccola lì. Andiamo alla lettura. Benissimo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Amen. 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 Allora, intanto vorrei cominciare in realtà con il versetto successivo, perché forse ci aiuta a inquadrare bene di cosa stiamo parlando, perché stiamo parlando di una cosa molto grande che il Signore ha fatto e che fa per noi. Il versetto 9, mi pare, dice: in questo è l'amore, non che noi lo abbiamo amato, ma che Lui ha amato noi. Amen. Amen. Perché vorrei iniziare da questo versetto? Perché dobbiamo capire che il Signore ci dice che per primo Lui ha amato noi e quindi Lui ci ha amati e noi siamo investiti del suo amore. Siamo in qualche modo marchiati dell'amore di Dio, abbiamo un timbro, abbiamo il suo segno su di noi che è indelebile ed è il suo amore per noi. Quindi, riprendendo dopo i versetti che abbiamo letto, e cioè: diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Questi versetti, a leggerli così, mi fanno pensare a tre cose principalmente. Intanto a diletti, che mi piace molto, non dice fratelli, non dice figli, perché è sottinteso figli diletti, vuol dire cari, amorevoli, preferiti. E mi fa pensare poi a tre cose: alla conoscenza che dobbiamo avere dell'amore di Dio, alla consapevolezza, e poi agli effetti che questo amore di cui noi siamo investiti e che dobbiamo essere consapevoli di avere, dimostra al mondo, all'azione e alla dimostrazione che possiamo mettere in pratica di questo grande amore che il Signore ci ha dato. E siccome siamo amati da Lui, siamo stati amati da Lui, noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Dobbiamo. Ed è quasi un comandamento questo, secondo me, un ordine divino, è qualcosa di grande. Se non vogliamo intenderlo come un ordine, come un comandamento, amatevi gli uni gli altri, perché l'amore da Dio, dobbiamo allora intenderlo anche come una chiamata e quindi un servizio.
noi non solo siamo investiti dell'amore di Dio, ma cosa ce ne facciamo di questo amore? Prima di tutto dobbiamo conoscerlo, dobbiamo essere consapevoli che Lui ci ha creato col suo amore, che il suo amore è l'amore più grande che un padre può avere per i propri figli. E quindi se noi conosciamo questo amore, dobbiamo sapere di averlo, di averlo. Noi possediamo una grande cosa, noi abbiamo l'amore di Dio. E poi portarlo con noi al mondo e così diffonderlo e propagarlo. Dobbiamo volerci bene, perché il volerci bene, amarci gli uni gli altri, è l'azione dell'amore che Dio ha dato a noi. Il versetto 7 dice: diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Mi sono divertita un po' oggi a ribaltare questo versetto e a leggerlo dalla fine. E cioè, chi conosce Dio è nato da Dio, quindi ama perché ha l'amore di Dio. Amen. Amen. Rimanere nel suo amore, sentirlo, percepirlo, averlo e vederlo anche fuori di noi è una chiamata non per essere degni del suo amore. Il Signore non ci chiede niente in cambio. Il suo amore è gratuito, il suo amore è stato ed è un dono per noi, è il suo nutrimento. Quindi noi dobbiamo servire questo amore, darlo agli altri, perché semplicemente siamo amati da Dio, gratuitamente. Quindi se gratuitamente abbiamo avuto, gratuitamente diamo, fratelli. Dobbiamo renderlo come ci è arrivato, prenderlo e darlo al mondo. Lui ce l'ha donato e altrettanto noi dobbiamo donarlo. Mi è venuto in mente l'esempio quando un amico ci fa un regalo molto bello, non gliel'abbiamo chiesto noi, non pensavamo ci arrivasse neanche quel regalo probabilmente, però è molto bello questo regalo che ci ha fatto un amico. E cosa facciamo? Lo nascondiamo? Lo mettiamo via? Diciamo, boh, prossimo anno, lo userò? No, abbiamo ricevuto un dono molto bello e non vediamo l'ora di mostrarlo, che sia un vestito, che sia un gioiello, che sia un libro. Non vediamo l'ora di leggerlo, di sapere cosa c'è scritto, di sapere cosa ci dice questo libro. E quindi non dobbiamo nascondere l'amore di Dio, non dobbiamo darlo, donarlo e darlo a tutti indistintamente. Il credente, prima che fosse credente, non conosceva l'amore di Dio. Conosceva solo l'amore del donare qualcosa agli altri. Forse perché quando siamo diventati credenti anche abbiamo pensato e abbiamo creduto di essere solo perdonati. Noi credendo a Dio abbiamo creduto di avere solo la remissione, dico solo, perché non è poco neanche quello, solo la remissione dei nostri peccati. No, noi riceviamo il suo amore. Amen. Amen. E il suo amore è un'esperienza, è un'azione, è un regalo che noi dobbiamo usare. È un'esperienza nuova, una nuova conoscenza reciproca. Quindi quando noi diamo amore, diamo l'amore che ci proviene da Dio. E allora dobbiamo pensare di essere all'interno di un triangolo meraviglioso dove circola amore. Dio dà amore a noi, a me, io lo do al mio fratello, alla mia sorella, alla mia famiglia, io dono amore, io dove vado do amore. E questo amore torna a Dio, perché è per la sua gloria che io do amore. Amen. 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 Vorrei
finire col versetto 8 che dice: chi non conosce Dio non può amare come ama Dio. E allora il suo amore fallisce, perché il suo amore manca di qualcosa, di una cosa grandissima, di una cosa eccellente, di una cosa preziosa, che è l'amore di Dio. E allora, se noi agiamo solo con l'amore umano, noi siamo come degli esseri amputati, senza dei pezzi. È come un mosaico o un puzzle che ha tanti pezzi ma che non riesce a finirsi. E allora l'invito veramente che sento di dare oggi è: diamo amore, facciamo conoscere l'amore che Dio ci ha dato gratuitamente per la sua gloria, per la sua grazia. Amen. 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 Grazie sorella Paola, veramente ci hai trasportato proprio in questo amore del Signore, veramente citando dei versetti anche con delle parole che veramente ci hanno colpito. Come possiamo completare un po', anche se non c'è molto da aggiungere a quello che tu hai già detto? Mi vengono in mente dei versetti che abbiamo proprio citato oggi durante la nostra funzione domenicale, tratti da Giovanni 13. Vuoi leggere tu, Tiziana? Giovanni 13 Sì. fino al 5. Sì. Or, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugatoio, se lo cinse, poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Amen. Ecco, proprio qui Gesù ci lascia per l'ennesima volta l'esempio di come dimostrare l'amore. Qui, come ha detto la nostra cara Paola, Gesù dimostra l'amore per i suoi, servendo i suoi, addirittura servendo colui che sapeva, perché Gesù sapeva già che l'avrebbe tradito. E quindi qui veramente vediamo come Gesù fa questo gesto umile di piegarsi di fronte a tutti coloro che lo avevano seguito, e soprattutto vogliamo mettere proprio l'accento nel fatto che lui proprio si è chinato e ha lavato anche i piedi di Gesù, pur essendo consapevole del fatto che Giuda l'avrebbe tradito. Quindi penso che per l'ennesima volta seguire Gesù, seguire l'esempio di Gesù è la strada giusta. Questo, come ha detto la nostra sorella Paola, è il grande amore di cui ci ha parlato lei e che ci ha lasciato Gesù, che è un amore che noi dobbiamo dimostrare agli altri, ma che Gesù è ansioso a dare anche a noi. Quindi, per l'ennesima volta, cosa vogliamo dire, Brian? Se c'è qualcuno in linea che è desideroso di conoscere questo amore, che vuole intraprendere un cammino verso la croce, verso la conoscenza della strada che ci ha indicato Gesù, fino a capire finalmente, fino a capire il significato proprio della croce, ci siamo qua noi dei Rami dell'Ulivo, siamo presenti con il nostro numero che vi lasceremo dopo in sovraimpressione per la preghiera, ma soprattutto vi lasciamo il numero di un uomo di Dio che potrà veramente aiutarvi a cominciare questo cammino. Il numero è 389 681
2922. Ecco. Bene, quindi cosa possiamo fare, fratelli? Apriamo la linea di preghiera, lasciamo il numero della linea. Esatto. Se c'è qualcuno che ha qualche richiesta di preghiera, noi vi lasciamo come ogni domenica con della buona musica e siamo qui a prendere le vostre richieste. Allora, a prestissimo. A presto. A presto! Ciao. Solo sei tu, il Dio d'amor, non c'è altro Dio, no, non c'è, fuori di te, no, non c'è, fuori di te, per me non c'è amore, lui solo ci ama, ci comprende, ci guarda da tutto il mal che esiste nel mondo, per questo l'adoro con l'anima mia, perché mi ha dato il mio Gesù, dolce calma, Dio d'amore, oh Dio d'amore, solo sei tu, il Dio d'amor, non c'è altro Dio, no, non c'è, fuori di te, no, non c'è, fuori di te, per me non c'è amore grande, profondo e sublime, questo è l'amor del mio creatore, non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi all'eterno amor del mio Salvatore. Dio d'amore, oh Dio d'amore, solo sei tu, il Dio d'amore, non c'è altro Dio, no, non c'è, fuori di te, no, non c'è, fuori di te, per me non c'è amore, lui solo ci ama, ci comprende, ci guarda da tutto il mal che esiste nel mondo, per questo l'adoro con l'anima mia, perché mi ha dato il mio Gesù, dolce calma, Dio d'amore, oh Dio d'amore, solo sei tu, il Dio d'amore, non c'è altro Dio, no, non c'è, fuori di te. Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta. Per il momento non c'è pervenuta nessuna richiesta, ma vi vogliamo ricordare che se siete stati per qualche motivo impossibilitati, potete lasciare anche un messaggio sempre al nostro numero in sovraimpressione. Niente, ci siamo consultati qua tra di noi
e abbiamo proprio questo desiderio di ricevere e di capire questo amore che Gesù ha per noi, che il Signore ha per noi, anche per poterlo dare agli altri, perché se non lo capiamo forse non abbiamo neanche questa capacità di darlo agli altri. E il nostro caro fratello Brian ci guiderà in preghiera per questo. Amen. Amen. Signore, grazie Signore prima di tutto che possiamo come sempre venire davanti a te, Signore, con le nostre persone, con le nostre anime, Signore, in un unico corpo, Signore, davanti a te in Cristo, Signore. Signore, noi ti preghiamo, Signore, perché tu ci possa veramente aprire, Signore, l'intendimento, Signore, la comprensione, Signore, cioè tutto ciò che può aiutarci, Signore, a comprendere il tuo infinito amore per noi, Signore. Noi ti chiediamo, Padre, veramente di continuare, Signore, come sempre, Signore, a riversarlo su di noi, ma darci anche gli strumenti, Signore, per farlo nostro, Signore, per comprenderlo e soprattutto, Signore, per darlo anche agli altri, Signore. Come tu l'hai dato a noi, come diceva Paola, bisogna anche darlo agli altri, Signore, perché è un ciclo, Signore, è qualcosa che veramente fa bene a tutti, Signore. Ma se noi per primi, direttamente con te, non lo capiamo, Signore, se noi magari lo vogliamo appropriarcene, Signore, allora in quel conto, Signore, il ciclo si guasta, Signore. Quindi, Signore, noi vogliamo per favore che tu ci aiuti ad essere dei tuoi strumenti, Signore, dei tuoi strumenti d'amore, Signore, che noi possiamo veramente prendere questo amore dalla tua parola, dalle preghiere con te, Signore, dalla comunione con te e con i fratelli e riversarlo agli altri fratelli, Signore. Ti preghiamo per questo, Signore. Ti prego, Signore, ascolta la nostra preghiera, Signore, e esaudiscila, Padre, per favore, Signore, perché c'è bisogno di amore in questo mondo, Signore, c'è bisogno di amore nella nostra Chiesa, nelle nostre famiglie. L'amore è una cosa che hanno bisogno tutti, Signore. Ti preghiamo, Signore, di aiutarci, Signore, in questo, Signore. Nel nome di Gesù abbiamo pregato. Amen. 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 Allora, anche questa sera il nostro tempo è terminato e quindi desideriamo salutarvi. Io vi saluto. Anch'io vi saluto. Anch'io vi saluto. E anche Ciao a Paola. tutti e grazie. Ma vogliamo ringraziarti veramente e siamo sicuri che non sarà La prima, cioè l'ultima l'ultima volta. volta che Esatto, tu brava, sarai. brava, esatto. Quello è certo, Amen. quello è certo. Amen. Quindi, cari ascoltatori, vi auguriamo una buona settimana, una settimana di benedizioni. E niente, alla prossima settimana, Sì. domenica alle 18:30, i rami dell'ulivo. Shalom.